Sveglia. Cittadina mia, è già suonata l'ora della sveglia. Sveglia. Fortezza militare. Sveglia. Storia cristallizzata. Sveglia. Città murata. Sveglia. Castello di Eselino. Sveglia. Sveglia dal tuo sonno secolare, del tuo immenso letargo. Non sia il tempo a trascurare la tua incomparabile bellezza. Non sia il tempo a far tacere il muto grido della tua storia. Non sia l'umana malizia di accademie e di intendenti, protettori di monumenti, ad occultare i tuoi misteri. Piombino piuttosto le tue mura su di loro. Cittadina mia, risveglia! Cittadella, città murata, è già suonata l'ora della sveglia. Sveglia! Apri i tuoi reconditi forzieri, svela al mondo i tuoi segreti, il sotterraneo funzionar dei tuoi cunicoli, le tue porte, le tue grate e camminamenti. Svela al mondo i tuoi misteri. Partorisca il tuo grembo il genio del tuo creatore, il sangue dei tuoi costruttori, la morte dei tuoi soldati, la malvagia del tuo tiranno, la forza dei tuoi figli. Si aprano le mani del tuo abbraccio circolare, offrendo lieta accoglienza a chi vuole conoscerti, a chi vuole lanciare l'effeta di una nuova vita. Muta testimone dei secoli passati, cittadella, cittadina mia, è già suonata l'ora della sveglia. Sveglia! Cittadella, la bella addormentata abbandonata al suo degrado, ispirò la poesia Sveglia. E Cittadella si è svegliata, vestita a festa in un magnifico restauro. Il desiderio e l'auspicio di Roberto Giovanni Zaniolo si è avverato. Ora, con lo stesso amore e impegno, Roberto si sta dedicando a sensibilizzare la necessità del restauro delle gallerie del sistema difensivo della nostra città murata. Dal video traspare positivamente che il desiderio del loro restauro appartiene a tutti. Lo stesso video sia uno stimolo costante alle autorità politiche, affinché un giorno, come per le mura, diventi una bella realtà. Salve a tutti, mi chiamo Roberto Zaniolo, cittadellese di adozione, giunto dall'Argentina nel 1973. La mia avventura sottoterra, sotto Cittadella, è iniziata grazie a una giovanile esperienza scout. Evviva la gioventù! Ma da quando sono entrato la prima volta nel mondo sotterraneo, non ho più dimenticato questa esperienza così entusiasmante. La scoperta era stata fatta, lo scopo era stato raggiunto, ma dietro di noi si chiusero presto le porte dei tunnel, perché la vita ci chiamava a ben altre realtà. Quando tutto sembrava dimenticato, ecco che nel 2012 un maldestro colpo di scavatore riportò alla ribalta un nuovo tratto di tunnel ancora sconosciuto. La notizia gira in fretta ed è una progressione infinita di iniziative tese a far conoscere questo mondo oscuro. Giornali, comune, lettere, mail, sopralluoghi, incontri con le autorità, l'ex sindaco Pan,
l'assessore alle mura Marco Simioni, il sindaco reggente Luca Pierobon, domande in protocollo per autorizzazioni, richieste di assicurazione ai partecipanti, contatti con la protezione civile di Cittadella, visite guidate, interessamento degli speleologi del gruppo Giara Modon di Valstagna, alleanze con i gruppi di speleologia urbana di Padova e Treviso, inviti e ringraziamenti a Laura Brotto e Vincenzo Venza, autori di una splendida tesi di laurea sulle gallerie, sito web, Facebook con circa 700 amici a tutt'oggi, contatti con il gruppo Scout che ha reso possibile il video delle gallerie PAN e degli Scout, l'attesa di una sede operativa promessa dall'assessore Simioni, cena sociale di fine anno e brindisi in galleria PAN. Insomma, c'è ancora tanto da fare e invito ognuno di voi a contribuire affinché le gallerie possano divenire patrimonio di tutti. Il filmato che proponiamo svela in anteprima mondiale le immagini delle gallerie sotterranee di Cittadella, città murata della provincia di Padova. Si tratta di cunicoli sotterranei costruiti con la stessa perizia delle mura, che attraversano in lungo e in largo il centro storico della città murata fin dalla sua nascita avvenuta nel 1220 per ordine del comune di Padova. L'esame parziale dei cunicoli ha permesso di verificare che attraversano il centro storico della città da nord a sud e da est a ovest, seguendo l'orientamento delle torri delle quattro porte. Ma ci si chiede: a cosa servivano queste gallerie? Perché fu profusa tanta fatica nel realizzarle? I primi indizi escludono alcune ipotesi del passato che le ritenevano scarichi fognari. Non potevano essere fognature, perché fino al XIX secolo anche città europee ben più famose non ne erano provviste. Difficilmente potevano essere magazzini o depositi, considerata la forma delle gallerie e l'umidità che vi ristagna. È verosimile che siano state costruite contemporaneamente all'avanzamento dei lavori delle mura di cinta e fossato e quindi avessero scopo di difesa come vie di evasione. Chi ha progettato con tanta stupefacente perizia il sistema difensivo superiore non poteva ignorare l'importanza di vie di fuga dalla fortezza, di punti di sortita strategici alle spalle degli assedianti, del rifornimento e stoccaggio sotterraneo in caso di assedio prolungato e di nascondigli in caso di caduta della città. Le gallerie, come testimonia il video, hanno i muri laterali in mattoni come pure le volte a botte. Un lavoro così complesso e costoso, ritenuto di vitale importanza dal progettista, non può che essere realizzato a cielo aperto, prima della nascita della città superiore. La fama delle mura restaurate e del bellissimo camminamento di Ronda attira un numero sempre maggiore di turisti. È uno stimolo a cominciare a pensare anche al turismo sotterraneo nelle gallerie restaurate. Il filmato è stato realizzato per soddisfare il desiderio dell'ufficio tecnico di Cittadella, nella persona dell'architetto Damiano Scapin, capo dipartimento, con l'interessamento del sindaco reggente dottor Luca Pierobon e dell'assessore a mura e gallerie geometra Marco Simioni. Lo scopo è quello di valutare lo stato dei manufatti sotterranei, fornendo dati utili a interpretare la natura e la funzione originaria degli stessi,
Si supera in questo modo una fase storica durata più di 40 anni, nella quale è prevalsa la fantasia sulla realtà. Il valoroso manipolo di esploratori del gruppo Ageshi Cittadella 2, che nel 1972 ha scavato nottetempo alla ricerca di questi passaggi segreti e scattato le prime foto sotterranee, grazie alle ultime scoperte ha trovato adeguato riconoscimento pubblico, dando luogo al primo studio inedito curato nell'importante tesi Cittadella sotterranea, analisi e proposta di tutela dei cunicoli del sistema difensivo medievale, anno accademico 1999-2000, di Laura Brotto e Vincenzo Vensa. La tesi contiene preziose tavole ed è disponibile presso la Biblioteca Comunale di Vilarina. La progressione delle scoperte, invece, è narrata nel volumetto digitale rintracciabile al link www.cittadellasotterranea.gindo.com. Gli amministratori attuali, per fortuna, non sono meno attivi e lungimiranti dei loro recenti predecessori. Ora che noi abbiamo fatto la nostra parte, seguendo un sogno, il nostro augurio è che si realizzi quanto ha detto il sindaco Panno. Ho un nuovo sogno. Vorrei trovare un finanziamento per renderlo percorribile. In questo modo potremo avere una passeggiata sopra le mura eppure il percorso interratto sotto le mura. Tunnel sotterranei, labirinto infinito. Quello scoperto pochi giorni fa in Porta Treviso non è l'unico passaggio sotterraneo. È del tutto simile a quello che c'è sotto Porta Bassano e Porta Vicenza. Io e altri amici, 40 anni fa, quando eravamo giovanissimi, ci siamo entrati anche liberando alcuni tratti dal terreno. A togliere il velo a un vero e proprio labirinto di tunnel sotterranei è il cittadellese Roberto Giovanni Zaniolo, che lavora in Germania, ma che appena può rientra nella città murata. Non una ragazzata, quella compiuta alcuni decenni fa, ma la voglia di avventura, il coraggio e il desiderio di essere a loro modo protagonisti della storia, attratti dal fascino della città medievale e dei racconti degli anziani sui passaggi sotterranei. Ci siamo documentati. Abbiamo cercato nei libri allora disponibili. Continua nel suo racconto Zaniolo. Abbiamo parlato con la storica e studiosa cittadellese Gisla Franceschetto. Poi ci siamo messi all'opera. Con i limiti tecnici dell'epoca, il manipolo di giovanissimi archeologi ha documentato gli scavi con alcuni scatti e riportato quanto visto in alcuni scritti, per non dimenticare. Siamo entrati da Porta Bassano, quella più fortificata. Continua Zaniolo nel suo racconto. Da una stanza al piano terra della casa del capitano, che un tempo era di fatto in rovina.
Lì si apriva un passaggio che portava in breve tempo nel sottosuolo, dove abbiamo trovato un passaggio in mattoni ad arco nel quale si poteva camminare in piedi. Abbiamo ripulito alcuni tratti portando il terriccio in superficie. Uno dei passaggi portava nettamente verso l'esterno. In un punto c'erano dei cardini in pietra, segno che in precedenza c'era una porta. Un altro tratto andava in direzione orizzontale all'interno della mura, ma si interrompeva quasi subito. Un altro passaggio si raggiungeva dallo spazio interno dell'attuale pizzeria in Porta Bassano e un altro ancora in Porta Vicenza, entrando sul lato sinistro appena sotto il ponte. Quando ho visto la foto sul gazzettino mi è sembrato di tornare indietro nel tempo. Il filmato che vedrete è stato registrato in dialetto veneto attuale, perché non si prevedeva di volerlo pubblicare. Ma ci auguriamo che questo lavoro, benché modesto, apra le porte a un filmato professionale prima della ricorrenza del 2020, 800 anni dalla fondazione. Alcune didascalie, oltre alla voce del narratore in vernacolo, aiuteranno lo spettatore a capire i diversi punti chiave delle due gallerie. Il filmato si divide in due parti. La prima, l'inizio della galleria degli scout, accesso e percorso sotto la casa del capitano in Porta Bassano, direzione nord. E la seconda, l'accesso e percorso della galleria Pan in via Marconi, in direzioni fuori dalle mura e sotto il fossato. Grazie per l'ascolto, grazie per la vostra collaborazione. Auguro a tutti una buona visione. Va bene, se funziona anche l'audio, ti spiego, seguendo la logica che abbiamo visto dall'esterno, abbiamo seguito questa linea e abbiamo detto proviamo a scavare esattamente dall'altra parte della strada, abbiamo trovato questa stanza in prestito e abbiamo cominciato a scavare qua. E non è stata fortuna, ma un premio alla nostra ricerca che abbiamo proprio intivato la galleria che attraversa la strada. La galleria che attraversa la strada, una galleria larga circa 60 cm, ancora con sistema di ventilazione funzionante, un riciclo di aria favoloso, si poteva percorrere quasi fino a metà della strada, però c'era sacro là perché essendo in pendenza dall'altra parte era più alta, i geometri portano a livello e purtroppo si andrà così, che adesso non è più accessibile da questa parte, da questa entrata. L'archetto qua non si vede e dall'altra parte c'è stato dove vedremo scavare per prima volta alla ricerca. Andavo a finire sotto qua si vede ancora un tratto della volta di questa galleria larga circa 60 cm che attraversava la strada. Purtroppo i lavori del manto stradale rinnovato tante volte nel corso degli anni è successa una catastrofe e si è crollata quasi tutta la galleria. Peccato, perché sarebbe stato un punto molto interessante. I detriti che si vede all'interno di questa galleria, che corrisponde esattamente a questa galleria che abbiamo appena spiegato, che attraversa la strada, è il risultato degli ultimi lavori di ciottolato che si è stato fatto in primavera di un paio d'anni fa, giusto in corrispondenza al restauro e inaugurazione delle mura. Invece è il muro, la parete che si vede sulla sinistra dell'immagine. Va bene, con gli anni qualcuno dall'altra parte del muro che ha voluto chiudere e farsi non sappiamo cosa, perché non abbiamo visto
e neanche non c'erano attrezzati, insomma, ad andare dall'altra parte a vedere come che andavano le cose. Però abbiamo ripreso la strada verso l'esterno che si presentava libera e che adesso potremo entrare per un altro accesso. A ragione di testimonianza, purtroppo all'epoca dello scavo di questo buco, di questa entrata, si sta scardinando una cerniera in pietra tale e quale come che si vede sulle porte esterne. Con il tempo chi si sta non si sta, comunque si sparia, e questo purtroppo è un danno che si sta fatto da qualcuno che non sappiamo nel corso degli anni. Ecco, e questo dimostra anche che aveva un senso, se sono delle chiusure, che dopo più avanti vedremo un'altra cosa simile, più le feritoie per le gratte, uguali identico al sistema difensivo delle porte esterne. Questo fosso si sta fatto, non ne ricordo l'anno perché la storia non è forte, dall'impresa Olimpia di Roma, specializzata in restauri e scavi archeologici di città, e ha trovato che c'è delle cose molto interessanti, tipo questo muro, questo sostegno, non so come chiamarlo, questo trave in marmo, pure lavorato a questo livello, cosa per noi altri nel 72 73 completamente ignari di questo, e che non mi interessava tutto sommato, perché agli scout all'epoca interessava trovare le gallerie delle quali tanto si parlava. Allora, questo cumulo di detriti che si può vedere qua non è assolutamente una frana della galleria, tanto è vero che si può vedere sulla volta che non c'è nessuna crepa, nessuna frana, insomma, come si vuol dire, ed effettivamente in fondo, che si vede un po' più di luce, è l'entrata originale scavata nel 72 dagli esploratori del Cittadella 2, e sulla destra si vede ancora il colmo, che è il colmo del risultato di lavori stradali dell'ultimo ciotolato, che battendo in piena il buso, in piena il vodo, ha fatto il colmo, e nel corso degli anni si è ammucciato fin qua, insomma. Per fortuna che non ricordo in che anno è stata restaurata la casa del capitano dall'impresa Olimpia, mi sembra di aver capito, e ha aperto questa nuova entrata, altrimenti sarissimo restati fuori, purtroppo. Questo è il punto più bello, più interessante, più pieno di interrogativi che può avere questi cunicoli, perché c'era il collegamento con questa stretta galleria di 60 cm circa che attraversava la strada, in comunicazione con una scala a chiocciola verso su o verso giù a seconda, con la guarnigione dei soldati. Ecco, la spiegazione del perché è così stretta è per un altro momento, perché non è una visita turistica, ma bensì un lavoro tecnico di studio per l'ufficio tecnico di Cittadella. Ecco, l'importante è che si veda bene lo stato di mantenimento della costruzione di questa galleria. Purtroppo di là del muro un giorno che avremo il permesso di buttare basso e vedere cosa c'è dall'altra parte. Adesso se giremo facciamo entrare il resto degli esploratori. Il cumulo dei detriti che abbiamo appena detto parlo in dialetto, arriva dai lavori stradali su quella stretta galleria che attraversava la strada, più i scavi fatti all'epoca, questo che si veniva dentro, più la seconda entrata scavata da questa impresa di Roma all'epoca del restauro della casa del capitano, e naturalmente si buttava dentro tutto questo materiale e impedisse l'accesso facile a questo tratto. Però a questo punto voglio far notare che questi 40-50 cm che è tra il livello del fondo e la volta non è altro che il risultato sempre di lavori stradali, che su questa feritoia larga 20 cm
facendo i lavori nel corso degli anni, i muratori o i stradini o quello che era, e che ha visto, che c'è un buso, aspetta che impieniamo, finché ha fatto il colmo e che poi adesso fare a strada, naturalmente, però senza pensare che sotto qua era un vodo molto più grande di quello che loro poteva immaginare, e adesso se cattiamo con questa difficoltà. Così domando al regista che quando arriva a questo punto faccia vedere all'ufficio tecnico questa feritoia, e cosa che si può vedere naturalmente con la luce. Come si può dire, nel 73 questo bullone, questa sonda, questa non so come chiamarla, non esisteva, non sapevamo se sta un caso che ha coinciso proprio al centro di questa feritoia, dove una volta sicuramente che già era una grata che andava su e su, e purtroppo ancora non abbiamo avuto il tempo di calcolare all'esterno a quale punto corrisponde. Ecco, nell'ispezione di gennaio di quest'anno l'abbiamo trovata per prima volta, perciò vuol dire che in qualche maniera qualcuno che ha fatto dei lavori all'esterno, non sappiamo cosa che sia, speriamo che non sia un parafulmine, che magari sia un temporale fuori, insomma, ecco. Ecco, allora, qua come si vede potremmo già stare in piedi, in pie, per dirlo dietro. E perché? Perché la feritoia per dove che veniste sui detriti ormai resta un po' lontana, però nonostante tutto, con gli anni, con i secoli, eccetera, se gammuccia e ancora siamo alti, insomma, con rispetto al fondo della galleria. Questo buso che è qua, in gennaio, quando abbiamo fatto questa ispezione, siamo stati un po' sorpresi perché pensavamo di essere gli unici a avere l'autorizzazione del comune per venire a fare un sopralluogo. All'epoca abbiamo fatto rilievo, preso misure, pendenza, eccetera, e abbiamo trovato questo buso e abbiamo detto, beh, ora che se chi o qualcun altro, non mi interessa sapere chi che se ne perché. Purtroppo però non avevo nessuna informazione sulle conclusioni, sui risultati di queste persone, cosa chi possa aver fatto, insomma, ecco. Invece questo che mi ho in mano, questo qua è un reperto storico del 1973, inizi di anno, fatto costruire da Paolo Barin, che era all'epoca uno dei promotori di queste ricerche. E che ne è un secondo archetto, uguale o identico a questo, che a gennaio l'avevo asportato e messo in custodia perché non vada perso, insomma, ecco, a mo' di cimelio, e ricordo delle avventure di tanti anni fa. Questo qua doveva servire così a copia di quello che si vede sui film, le gallerie di carbone, eccetera. In teoria dovevamo mettere delle toe qua, su questi posti, tutti e due, scavare e pulire da sotto in maniera da poter passare, però purtroppo non va a funzionare. Ecco perché questa era più o meno la nostra volta alle spalle del cinema, della regia, insomma, ecco, della macchina da presa, che dopo vedremo. Bene, allora sempre insistendo e mostrando e dimostrando che non c'è nessuna frana nella costruzione della galleria, è un po' inspiegabile tutto questo ammasso di detriti, mattoni, blocchi, e persino qua in primo piano si vede un tocco di tubo di plastica, e chi è che ha fatto i lavori non lo so, non si sa chi ha fatto questi disastri, e che una volta all'epoca della nostra prima ispezione questa frana, questo mucchio di detriti non c'era, però come ripeto non c'è nessuna frana, come se arrivai camminando, no? In ogni caso
così come che si presenta con la presenza degli scout esploratori di Cittadella 2, se il comune decidesse che, visto lo stato della galleria, se è leggermente accessibile per fare un po' di pulizia, il battaglione, non dico questi solo 2 capi, ma bensì il battaglione degli scout è disponibile a fare un passamano di secchi o quello che sia, per dare pulizia, per fare della pulizia. Cosa succede a questo punto? Posso dire che all'epoca della nostra prima scoperta, non abbiamo scavi, perché insomma vabbè, il scavo si sta fatto solo per entrare, da questo punto si andava avanti ancora un paio di metri, 3. Cosa è successo? Come che è successo all'inizio, lavori stradali nel corso degli anni, chi lo sa cosa, da questo punto dove sto cercando di indicare che c'è un'altra feritoia, una feritoia disposta per la grata come che avevamo nel sistema difensivo superiore, insomma, sulle porte. Però l'interessante che in corrispondenza, adesso non ricordo più se è prima o dopo di questa feritoia, che era o che è ancora, spero che nessuno le abbia divelte portate a casa, che se le cerniere in pietra di identico modeo di quei che si vede sulle porte. Cosa succede? Che qua siamo in corrispondenza di un vecchio Vespasiano che esisteva fino perlomeno al 73, dopo non lo so per quanto che durà. E a questo punto, grazie al Vespasiano, grazie alla feritoia per la grata e grazie a tanti lavori stradali, continua a venire su di tutto. Qua si vede in manga avevo un elettrodo, adesso l'ho perso, si vede bottiglie, molto probabilmente di operai che la lavorano nel corso degli anni, niente di antico, e vediamo tutto questo disastro, insomma. Ecco qua un altro elettrodo. Ecco, questa è la nostra feritoia per la grata, non possiamo andare più avanti, non sappiamo cosa che succede. Da questo punto arrivare a come si può dire, allo scavo del fossato, alla pendenza, alla riva, no? del fossato, è solo questione di metri. Sarebbe una bella roba riuscire a fare un calcolo, scavare dall'esterno e cominciare a pulire da qua la galleria. Ecco che ora avrissimo una bella visione, avrissimo una bella via di fuga in caso di qualsiasi cosa, abbiamo che via di fuga o di sicurezza, diretto contatto con l'esterno. Purtroppo il tempo fa questi effetti disastrosi per quanto riguarda al sito archeologico che mi interessa in questo momento. Cosa possiamo dire di più di questo? Purtroppo non si vede, però abbiamo le fotografie del 73 dove che si vede meglio la feritoia, dove che si vede ancora le cerniere in pietra. Questo a testimonianza che quello che so io dire è vero. Sì, però soprattutto a quello che interessa all'ufficio tecnico in questo momento è vedere lo stato di mantenimento della galleria, che non ha punti ceduti, crepe, frane, insomma gli altri veniamo dentro un po' a rischio, se vogliamo così dire, tra virgolette, che però chi che se viene sto dentro per primi gli può dare la tranquillità, non dico la sicurezza, perché può succedere quello che non succede in 1000 anni, succede in un secondo, però dai, non stiamo a parlare di questo, però abbiamo l'esperienza che se tranquillo, insomma, venire dentro. Ecco, quasi solo questione di metri. Abbiamo fatto il rilievo in gennaio e non l'abbiamo ancora portato in scala di disegno, non abbiamo ancora fatto le corrispondenze all'esterno di questi fenomeni tipo la distanza dal punto di entrata al punto percorribile, insomma da avere dall'esterno un'idea fin dove esattamente che arriva. Mi godito un paro di metri dal fossato, sì, dalla riva. Però se può dire, in base alla pendenza che abbiamo calcolato, questa galleria non passa sotto l'acqua, troppo alta, non si è mai passata sotto l'acqua, troppo alta.
a differenza di tutte le ciacque che si fa in giro, che la gente parla, che andava su a Finlandia a parte di A, e non fa solo nomi né cognomi, che si è anche scritti su qualche libro di storia di Cittadella purtroppo, testimonianze inattendibili, però vabbè, in mancanza di altro, lo storico ha scritto questo, invece non è vero, non è possibile. Però qua si infittisce il mistero, che c'è sempre la regia che va, vero? Sì. Qua si infittisce il mistero perché dal momento che abbiamo la presenza e testimonianza della presenza di galleria all'esterno in Borgo Bassano, addirittura con un bivio che dall'attuale agenzia immobiliare Moletta parte verso destra in direzione Campagna, dito tra virgolette, tra parentesi, direzione Frati, direzione Colombara, direzione Galliera, chi lo sa dove andava a finire, perché i frati, i mega testimonià che il mega giurà, Fra Tommaso, che ha seguito tanti lavori nel corso degli anni, è l'unico il veterano del convento, che Luca scava molto di più quando c'è stata occasione di scavi dei lavori e non ha mai trovato tracce di niente purtroppo. E ora un altro ramo di questo bivio andava in direzione testimoniata dai due mori e verso caserma dei carabinieri, dove abita un carabiniere che ha una proprietà che ha, non posso dire il nome, e che ha avuto modo di vedere questo buso croare insomma nel suo giardino, ecco. Però purtroppo privacy o no privacy non si può dire, non si sa, è come se non che fosse, non mi ha entrare e credere per credere. Comunque le testimonianze che c'è dall'impresa Romanello, questo è stato scritto perciò posso dirlo, e sull'impresa Moletta si doveva fare il cavò per la Cassa di Risparmio, cosa che dopo la Cassa di Risparmio non va neanche più utilizzata, però se resta il cemento armato del cavò, e mi ha mostrato il proprietario qua che andava in direzione di A e qua che era la direzione che andava dall'altra parte. Tutto il resto è congetture. Dal Venezuela mi arriva proprio ancora la testimonianza di un vecchio scout che dice che è stato sotto la Finlandia all'epoca con dei parenti, una zia, non so, che ha mostrato che era utilizzato come rifugio, però già era rifugio e basta, vista la profondità eccetera, oppure c'era un tratto di galleria, c'era un'entrata di galleria, non lo sapevamo, resta un punto interrogativo, non lo sapevamo. Comunque questo tratto di galleria non passava sotto l'acqua, a differenza di quello che vedremo dopo. Ecco, questo è il punto, la madre di tutte le catastrofi, di quello che chi dall'esterno possa dire che è una frana. Frana non è, nel senso che sia ceduto la volta, ma bensì dei detriti che non sappiamo esattamente su quale punto dell'esterno ha cominciato stradini, lavoratori, operai, quel che sia, e ha visto che c'era il buso in piena e si è venuto su di tutto, insomma. Comunque questa è la feritoia prevista e evidentemente non era prima quello che dicevo delle cerniere in pietra, ma dopo questo punto in avanti, subito dopo la feritoia, che c'è queste cerniere in pietra che serviva per il doppio ordine di chiusura di questa galleria. Beh, osaria poter arrivare allo spalto, insomma al fossato, e da là scominciare una bella poesia. Sì, l'umidità è naturale che sia, soprattutto non essendo che giro d'aria, è ovvio che l'umidità resta, insomma, non ha sua. Ecco.
Bene, qua troviamo sulla galleria denominata Pan, per il fatto che è stata casualmente scoperta sotto il suo mandato, e naturalmente se quello che ha dato atto dell'esistenza di questo cunicolo, di questo tratto, di questo cunicolo, che è stato aperto, come detto, casualmente dagli ultimi lavori di restauro delle mura prima dell'inaugurazione. Insomma, una vena ha dato il colpo e i detriti che abbiamo visto in entrata scendendo esudati appunto dai lavori che si stavano eseguendo in superficie. Subito a questo punto si nota che la galleria è molto più ampia di quella che non ampia come dimensioni, ma più libera. Evidentemente non che si sta molta gente che si passa dentro qua. Purtroppo a 4-5 metri dell'entrata vediamo qua sulla destra che si presenta, da mostre di fiacchezza, insomma di cedimento. Speriamo che tenga ancora per molto. Si troviamo praticamente sotto la mura a questo punto, perciò dall'esterno non dovrebbe essere che sollecitazioni. Umidità non umidità, più o meno la stessa quantità dell'altra parte, insomma, della casa del capitano, galleria degli scout. Si vede qua più avanti la presenza della feritoia, più di 20 cm, 25 vorrei dire circa, non è un metro ma non importa, all'epoca del primo rilievo che abbiamo fatto il 14 giugno del 2014, in tutte le misurazioni, vedere fuori un bel disegno fatto dallo studio Marin Progetti di Cittadella, insomma con tutti i particolari o quasi tutti. Cosa succede? Qua mostreremo anche cosa c'è intorno a questa feritoia, che non sappiamo cosa che c'è sopra, ma che comunque da questa feritoia, come sulle altre, sono dei detriti, e che è quello che praticamente occupa il fondo di questa galleria su questo tratto, e dopo più avanti vedremo il perché. Un'altra cosa che si nota fin dall'inizio, appena venendo dentro, è che la galleria non è più dritta, una serie di curve, indipendentemente da questo fatto dove sembra sta cedendo, dove che non si sposta dal correre parallelo alla strada Borgo Treviso e si sposta leggermente circa 5 gradi verso destra, direzione ospedale, direzione Carmine, direzione non si sa, fin tanto che non avremo dimostrazioni, insomma testimonianze dall'esterno. Intanto testimoniamo quello che vedremo, rilievi e misurazioni che abbiamo già fatte, sarà presentare anche qui al comune, che non lo abbiamo ancora fatto, solo così leggermente. Ecco, se il regista viene avanti potremo già inquadrare questa feritoia all'interno, perché che sarà una seconda che è uguale della fattezza, però che si sta preso degli accorgimenti che dopo vedremo. Questo ammasso di terriccio è una vera e propria farana, che è quello che per ragioni di sicurezza si teme, diciamo, ad andare, suggerisce ad andare con piedi di piombo, insomma. Ecco, la frana è successa su questo perimetro dove che devo mostrare, e adesso con luce e camera vediamo quanto alta che è, e in base ai rilievi abbiamo già anche precisato la posizione vista dall'esterno.
se corrisponde all'interno della mura, se corrisponde all'esterno, sugli spalti, vedremo. Come probabilmente abbiamo già visto entrando, che però non ho ancora visto le immagini, si vede nettamente che la curva da questo punto fa una curva verso sinistra, il che vuol dire che si sposta dal parallelismo del ponte, della via Borgo Treviso, eccetera. Dalla frana in poi si raddrizza e va sotto il fabbricato più vicino, verso il Palazzo Pretorio, verso il centro e verso l'ignoto, dal momento che sul punto della frana sì, abbiamo visto che la frana è abbastanza alta, profonda, il terriccio sembra quello originale di ripieno, diciamo, dell'interno delle mura o dello spalto. Adesso sarebbe da vedere esattamente dove si trova, però si vede nettamente su questo punto di frana, sul buco, che c'è la parete quea che separa la strada dai parcheggi, dello spalto dei parcheggi, insomma, che vuol dire che siamo là. Certo, la galleria, ecco qua abbiamo un altro punto davanti a noi, vicinissimo a noi, un altro punto dove evidentemente si frana, e vediamo questo terrapieno di sassi, di graniglia, non so se possa essere considerata originale del riempitivo delle mura, questo non lo so. Comunque non sapevo neanche che fine che abbia fatto i mattoni mancanti qua, perché potrebbe essere qua sul terriccio. Però siamo già a un'altezza che se sta in piedi circa 2 metri, e devo dire che non è molto fondo di deposito. Tanto è vero che qualcuno prima di noi, probabilmente l'impresa all'epoca che si sta scoperta, su questo punto ha fatto un piccolo scavo, questo qua sotto un piccolo scavo alla ricerca, probabilmente se la galleria aveva già un fondo in mattoni o un lastricato, una roba del genere. Sì, però a parte questo punto che sembra quasi spaccato apposta, perché insomma sembra una nicchia, il resto della volta della costruzione della galleria sembra ancora molto stabile, con le stesse caratteristiche della galleria degli scout sotto la casa del capitano. E potremmo dire che a differenza della pendenza della galleria degli scout, che è di 2% circa, il che dà molto ma molto alta sul livello attuale dell'acqua, del fossato, questa ha una pendenza dell'8%, misurato, non così calcolato a spanne, dell'8%, errore umano, può essere che sempre poco su, poco so, ma che comunque da un disegno tecnico sempre dello studio Varin, progetti Varin, si sta calcolando che la volta, cioè il tetto della galleria, conservando questa pendenza dell'8% verso l'esterno, passa sotto l'attuale livello del fondo dell'acqua del fossato. Il che questa è una rivelazione che effettivamente da qualche parte le gallerie passava sotto acqua, e più avanti vedremo un'altra roba. Da un disegno tecnico sempre dello studio Varin, progetti Varin, si sta calcolando che la volta, cioè il tetto della galleria, conservando questa pendenza dell'8% verso l'esterno, passa sotto l'attuale livello del fondo dell'acqua del fossato.
Il che, questa è una rivelazione, che effettivamente da qualche parte le gallerie e passava sotto acqua. Come che avevo appena detto, questa galleria è una dimostrazione pratica, facendo i calcoli, che la passava sotto l'acqua. Cosa succede? Che questo che vediamo sul fondo e che va crescendo verso su, sicuramente, in corrispondenza del fossato dell'acqua, la galleria Gacce Duo, sia per lavori in corso, sia per il tempo, chi lo sa, e il paltan, la melma, l'acqua, gastra sino dentro sta terra, sta terriccio, sta roba, insomma, sto deposito, che sia ancora discretamente fresco, diciamo, perché viene continuamente alimentata da questa fonte d'acqua che nessuno sa che è, insomma, in corrispondenza del fossato. Effettivamente, qua che si vede questa fessura dedicata alle grate, qua non abbiamo cerniere in pietra di nessuna sorte, però neanche non abbiamo nessuna frana. Non avevo nessuna frana e così dalla galleria in teoria si libera se non fosse stato per la pendenza e che per la legge dei principi dei vasi comunicanti praticamente qua siamo a livello dell'acqua, chi se che lo sa, praticamente non è il caso neanche di stare là, però c'è tutto paltan portato dentro dall'acqua. E adesso il regista mostrerà che chi che sapeva all'epoca e che ha chiuso sopra per fare i lavori si sta intelligenti perché sta attento, perché ha messo delle lastre per chiudere. Peccato che non gli abbia fatto anche su quell'altra, la prima che abbiamo vista, e su quei in borgo sotto la casa del capitano. Con la seconda parte finisce la documentazione di questo video. Ma noi testimoniamo di persona e documentiamo con delle fotografie del 1972-1973 e con delle foto di Laura Brotto e Vincenzo Venza, nonché degli speleologi del gruppo GGG Giara Modon di Valstagna, della presenza di un tratto di galleria sotto Porta Vicenza, in tutto simile alle caratteristiche della galleria degli scout. Un altro tratto molto interessante, nonché curioso per l'andamento proprio, diverso dagli altri tre, che non ci è ancora dato di poter visitare nel suo camminamento originale, è il tratto in corrispondenza a via Garibaldi Porta Padova. Grazie alla generosità di alcuni privati abbiamo la testimonianza fotografica della presenza di una galleria proprio sotto le abitazioni di questa via e, come si presume con buona certezza, anche delle altre vie principali del centro, via Roma, via Marconi e via Indipendenza. Così lanciamo da qui un appello accorato ai commercianti di queste vie di voler allestire con altrettanta generosità i loro magazzini e cantine, in modo da lasciar visitare questi ambienti soprattutto ai loro clienti.
Così domando al regista che quando che arriva a questo punto faccia vedere all'ufficio tecnico questa feritoia, e cosa che si può vedere naturalmente con la luce. Come si può dire, nel 73 questo bullone, questa sonda, questa non so come chiamarla, non esisteva, non sapevamo se sta un caso che ha coinciso proprio al centro di questa feritoia, dove una volta sicuramente che già era una grata che andava su e su, e purtroppo ancora non abbiamo avuto il tempo di calcolare all'esterno a quale punto corrisponde. Ecco, nell'ispezione di gennaio di quest'anno l'abbiamo trovata per prima volta, perciò vuol dire che in qualche maniera qualcuno che ha fatto dei lavori all'esterno, non sappiamo cosa che sia, speriamo che non sia un parafulmine, che magari sia un temporale fuori, insomma, ecco.
Come ha dichiarato il sindaco, sarebbe molto interessante, a restauro delle mura completato, potersi dedicare la cittadella sotterranea. A questo punto con altrettanto fascino di quella in superficie.